tragedia ieri sera a Paese, lo schianto tra una moto ed un furgone, a perdere la vita il centauro di 66 anni di Casier, grave la donna che si trovava in sella con lui. Grave incidente a Rosà, un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un lampione, 4 amici, tutti sui 20 anni, sono rimasti feriti, 3 in maniera grave. A Portogruaro residenti in strada per protestare contro la decisione della prefettura di destinare 3 palazzine del demanio ad alcuni migranti dell'ex base di Conetta. Allarme e sicurezza a Padova, ieri sera rapina in una parafarmacia, un bandito armato di coltello si è fatto consegnare l'incasso e caccia al bandito. Inchiesta Mose, l'ex assessore regionale Renato Chisso dovrà pagare una grossa cifra, si parla di una somma che supera i 5 milioni di euro. A distanza di un anno dal sequestro sono state definitivamente confiscate da un ex imprenditore di Schio una villa trifamiliare e una Chrysler del valore di 400.000 euro. A Prato della Valle accade anche questo, un turista si è parcheggiato tranquillamente con l'auto sull'isola Memmia, per sua fortuna a quell'ora non sono passati i vigili. Ben ritrovati dalla redazione, lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con l'ennesima tragedia della strada avvenuta ieri in serata nel Trevigiano, a perdere la vita lungo la Feltrina un motociclista, grave la passeggera della BMW. Un botto, ho sentito un botto. Il tremendo rumore dello schianto aveva già fatto intuire la tragedia agli abitanti della zona. Lo scontro tra una moto e un furgone è avvenuto verso le 18:30 lungo la Feltrina, a Postioma di Paese. Morto sul colpo il centauro alla guida della BMW, Antonio Pozzobon, 66 anni di Casier. Ferita gravemente la 51enne che viaggiava con lui. L'incidente si è verificato davanti all'Agriguolo Impianti Elettrici, l'azienda per la quale lavora il 45enne alla guida del furgone. L'uomo aveva quasi imboccato l'entrata del parcheggio della sua ditta quando la BMW che arrivava da Treviso ha impattato con il cassone del mezzo. Un impatto violentissimo, tanto da far sembrare che le lamiere del furgone fossero state squarciate da un'esplosione. Sull'asfalto, a decine di metri di distanza, la moto distrutta, le scarpe insanguinate, il casco, le valigie laterali. Nell'impatto il furgone è stato spinto contro il muretto, dove a distanza di anni, per ironia della sorte, c'è ancora chi porta i fiori per piangere una vittima di un altro incidente mortale. 8 anni fa lo stesso incidente, un morto. Purtroppo così corrono come matti. Antonio Pozzobon era molto conosciuto a Casier, anche per essere chef e contitolare dell'osteria Casa Mia di Casier. Lascia 2 figlie, con cui gestiva l'attività. Alla notizia della morte l'osteria ha immediatamente chiuso i battenti, con i clienti sconvolti per l'accaduto. Ieri, per il 66enne, era il primo giorno di ferie. A causare l'incidente forse l'alta velocità o la visibilità ridotta dal sole. Sul posto sono intervenute le ambulanze del SUAM 118 e la Polizia Stradale di Treviso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il traffico è rimasto paralizzato per almeno 2 ore, a gestire la viabilità la Polizia Locale di Paese e la Protezione Civile. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni, non appena la Procura autorizzerà la sepoltura. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi a carico del conducente del furgone è quella di omicidio stradale. Ed ora ci spostiamo a Rosà, nel Vicentino, un'auto è uscita di strada, 4 giovani sono rimasti feriti, ma sentiamo tutti i particolari da Vicenza con Carlo Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Rosà, dove si è verificato un grave incidente intorno alle 3:30 della notte in via Mazzini tra Cusinati e Rosà, appunto. 4 ventenni sono rimasti feriti. Da una prima ricostruzione una Renault Clio con 4 giovani a bordo, tra cui una ragazza, dopo la perdita di controllo da parte del conducente avrebbe carambolato più volte finendo sul marciapiede e abbattendo un lampione per poi capottarsi molte volte. I pompieri di Bassano hanno lavorato a lungo in collaborazione con il personale del SUAM 118 per estrarre una ragazza rimasta incastrata nel sedile posteriore della macchina rovesciata. I 4 giovani, tutti della zona, tutti vicentini, sono stati trasportati all'ospedale di Bassano e di Vicenza.
3 di loro sono in gravi condizioni purtroppo. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6 del mattino. Rilievi da parte della Polstrada di Bassano per ricostruire la dinamica dell'incidente, comunque un'idea le forze dell'ordine se la sono già fatta e di quella che appunto vi ho raccontato. Io direi che per il momento è tutto, vi ricordo la notizia: un'auto fuori strada ha capotato più volte, gravi 3 ragazzi, 3 giovanissimi. Restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, andiamo avanti con il nostro telegiornale. A Portogruaro residenti in strada per protestare contro la decisione della prefettura di destinare 3 palazzine del demanio ad alcuni migranti dell'ex base di Conetta. Popolazione in rivolta a Portogruaro contro l'arrivo di nuovi richiedenti asilo negli ex alloggi militari di via San Giacomo. 3 palazzine che dovrebbero ospitare per il momento una 50ina di profughi trasferiti dalla base di Conetta. Nelle scorse ore in paese si era diffusa la voce che sarebbero arrivati durante la notte. In breve tempo si è formato un presidio di protesta di circa un centinaio di persone rimaste sul posto fino all'alba in attesa di pullman che non sono mai arrivati. In mattinata nuovo sopralluogo tecnico di prefettura e comune per verificare l'agibilità dei 24 appartamenti. Le palazzine, spiega la prefettura in una nota, necessitano di consistenti interventi di carattere strutturale per la loro messa in sicurezza, per cui nell'immediato potranno essere utilizzate solo 4 unità destinate a ospitare un numero limitato di persone. Rassicurazioni che non bastano a calmare gli animi dei residenti. Forte contrarietà viene espressa anche dai sindacati di polizia. Prima di inviare profughi nel porto gruarese, invita Mauro Armelau dell'UGL, il prefetto e il questore dovrebbero potenziare gli uffici delle forze dell'ordine che hanno il compito di controllarli. L'età media dei poliziotti nel commissariato di Portogruaro è di circa 50 anni. E di nuovi migranti a Portogruaro, dunque si è parlato anche ieri sera a 20:10 con il segretario del PD di Venezia, il grillino Berti. Sentiamo. Ricordiamo una cosa molto importante però: se si volessero bloccare o arginare gli sbarchi si può fare per un semplice motivo: l'hanno fatto durante il G7, ovvero durante il G7 hanno detto blocco totale di qualsiasi sbarco perché non dovevano far brutta figura a Taormina che avevano tutti i capi di Stato. Allora, è una volontà politica o no? Perché l'hanno dimostrato che si può fare. Allora, giustamente, quali sono le soluzioni? E voi sapete meglio di me che con allora, il G7 ci sono delle normative di sicurezza che vanno ben al di là di quelle che sono le normative italiane. Ma c'è la volontà o no di risolvere questa situazione? All'atto pratico si può fare. Cioè, però Berti dice, se l'hanno fatto in quelle ore allora si può fare. Allora si può fare. Si può fare sempre, una settimana, non un minuto. Li hanno dirottati e quindi non è che obiettivamente è solo per rispetto di normative sulla sicurezza che non sono solo legate alle scelte del governo italiano, proprio perché si parlava di G7, che sono dei protocolli a cui si deve aderire, non è che si può scegliere di cambiare. Bene, però l'Italia minaccia, se l'Austria parla di blindati, l'Italia minaccia di non rendere più disponibili i porti e è il risultato che gli altri paesi invece dicono no, non mettiamo a disposizione i nostri. Che si fa? Che si fa? Bisogna assolutamente, secondo me, cambiare prima di tutto questo accordo di Dublino, insistere a livello europeo, battere per quelle che sono anche da un punto di fiscal compact o quelle che sono le leve dove noi possiamo dire comunque aiutateci in modo da avere un ritorno anche per poterli gestire, perché poi è chiaro, noi abbiamo un limite che per loro è una fortuna, che siamo molto vicini e siamo tutti una costa. E questa di fatto è la realtà pratica che ci ha portato in questa situazione. Dopodiché sapete che nel diritto portuale non è possibile non accogliere una nave che dichiari lo stato di difficoltà. Allarme sicurezza a Padova, ieri sera rapina in una parafarmacia ed è caccia al bandito. Non solo scippi e furti in casa, anche rapine. In questi ultimi giorni non c'è pace a Padova. Un bandito si è presentato in una farmacia dell'Arcella intorno all'orario di chiusura. Con un coltello ha minacciato le persone presenti dietro il bancone per farsi dare l'incasso della giornata. Il bandito è stato descritto dai dipendenti della farmacia di via Ansuino da Forlì come un giovane dell'età di circa 25 anni, carnagione scura, tuta beige. È fuggito in sella a una bicicletta. Sul posto sono accorse le volanti e ora sta indagando la squadra mobile. Sono stati sequestrati i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza nella speranza di estrapolare qualche fermo immagine buono per ricostruire l'identikit. Tanta la paura delle dipendenti presenti in quel momento che si sono trovati a fronteggiare il malvivente violento e agitato.
Sequestrate un anno fa sono state definitivamente confiscate ad un imprenditore ritenuto fiscalmente pericoloso una villa e un'auto di lusso. Accade a Schio nel Vicentino. Beni per quasi 1,5 milioni di euro confiscati a un soggetto ritenuto fiscalmente pericoloso. Nel mirino dei militari della tenenza della Guardia di Finanza di Schio sono finiti una villa trifamiliare e una Chrysler 300C Touring per un valore complessivo di circa 1.400.000 euro. Il proprietario è l'amministratore di una società operante nel recupero dei rottami metallici. I beni erano già stati sottoposti a sequestro un anno fa e ora sono gestiti da un amministratore giudiziario. Il provvedimento di confisca è stato adottato su richiesta della Procura della Repubblica di Vicenza in applicazione alle misure di prevenzione antimafia, con particolare riferimento alla pericolosità sociale del soggetto derivante da condanne per reati fiscali e pendenze di vario genere con l'amministrazione finanziaria e dall'ingente sproporzione tra i redditi dichiarati e l'effettivo patrimonio. L'operazione nasce dagli sviluppi di una verifica fiscale che si è conclusa con l'emersione di un'evasione dell'IRES per oltre 10 milioni e la denuncia del relativo amministratore. Proprio nel corso di quegli accertamenti le Fiamme Gialle avevano ricostruito un sistema mirato a far apparire intestati a società nazionali controllate da società estere diversi beni immobili in realtà riconducibili all'amministratore indagato. E da Borso del Grappa ritrovato in piena notte un pilota di parapendio precipitato ieri poco dopo le 13. Vediamo. Soccorso a notte fonda, ferito ma vivo. È terminato poco dopo l'1 del mattino l'incubo di un pilota di parapendio scomparso ieri sul Grappa a breve distanza dal decollo. Intorno alle 21 la centrale del 118 di Treviso ha allertato il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Alcuni ragazzi della Repubblica Ceca in vacanza nel campeggio di Santa Felicita hanno segnalato che un loro connazionale di 31 anni non era più rientrato e risultava irraggiungibile sia con la radio che col telefono cellulare. L'ultimo avvistamento sopra Campo Croce in direzione Valle Cornosega, sopra Semonzo. Ormai buio, è stato deciso un sopralluogo lungo il sentiero insieme ai vigili del fuoco arrivati da Castelfranco e Bassano con una potente fotoelettrica. Hanno iniziato a chiamare a gran voce finché il giovane non ha risposto. Individuato a mezzanotte grazie ai richiami vocali e ai lampi del flash del cellulare, il 31enne con dolori lombari e a una spalla è stato soccorso e imbarellato e consegnato infine di lì a un'ora ai sanitari del 118. Ed ora parliamo dell'inchiesta Mose. L'ex assessore regionale Renato Chisso dovrà pagare una grossa cifra, vediamo. La Procura regionale della Corte dei Conti ha chiesto 5.742.807 euro e 55 centesimi all'ex assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso, un conto salato che deriva dalla somma di danno da disservizio e danno all'immagine, dopo quanto emerso dall'inchiesta sul Mose che nel 2014 decapitò l'amministrazione comunale veneziana, il Ministero delle Infrastrutture e soprattutto la Regione, con esponenti di primo piano sia politici che tecnici. Chisso è stato per anni uno degli assessori regionali più importanti e la Procura lo ritiene uno dei principali percettori delle mazzette legate al sistema Mose. È uscito dalla vicenda con un patteggiamento di 2 anni e 6 mesi dopo una carcerazione che l'aveva visto particolarmente provato a livello di salute. Questa è stata anche una delle eccezioni della difesa durante le fasi iniziali dell'inchiesta contabile. Ho patteggiato per non morire in carcere, aveva detto, e sono disposto a firmare un mandato in bianco perché i magistrati facciano rogatorio in tutti i paesi del mondo per vedere se ci sono i miei soldi in giro, tanto non li ho. Ed ora torniamo a parlare del caso delle banche popolari. Il futuro è sempre più incerto, ce lo dice in diretta telefonica Lucio Zanatto. La novità è che lunedì mattina il decreto salvabanche, in particolare banche venete, approderà nell'aula del Parlamento. Sarà un passaggio veloce quanto breve perché tornerà sicuramente in commissione, quindi un andirivieni dettato dal fatto che ci sono delle modifiche da fare, delle modifiche importanti di cui si è già occupato il governo. Perché? Perché in alcuni articoli che erano stati messi come articoli importanti appunto nel decreto governativo c'era la possibilità che ci fosse una contestazione da parte della Commissione europea. Per questo appunto gli emendamenti in discussione nella Commissione sono stati tutti bypassati, c'è stato il via libera da parte della Commissione, lunedì andrà in Parlamento il decreto sulle banche venete, poi tornerà nuovamente in Commissione con alcune modifiche. Che cos'è che può interessare ai nostri
telespettatori, ma soprattutto ai risparmiatori, che diciamo così ci potrebbero essere delle modifiche in positivo per quanto riguarda la platea dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, che potranno accedere al rimborso delle obbligazioni subordinate. È previsto anche il rimborso dei bond acquistati entro il 1 febbraio 2016. Secondo la proposta di uno dei relatori, anche i contributi previdenziali delle casse private di professionisti depositati negli istituti di credito sono esclusi dall'applicazione delle procedure di bail-in. Insomma, si sta cercando di salvare il salvabile su un'operazione che comunque finirà con la cessione sostanzialmente delle due banche venete, del buono delle due banche venete a Banca Intesa. Il resto ve lo raccontiamo questa sera. Grazie Lucio, ed ora invece ci spostiamo a Padova perché è il grande giorno per Sergio Giordani che presenta la Giunta. Lavori ultimati a 12 giorni dall'elezione, Sergio Giordani ha messo a punto la sua squadra di governo che presenterà oggi pomeriggio a Palazzo Moroni. Quasi sicuramente il sindaco, come annunciato più volte in campagna elettorale, terrà per sé la delega alla sicurezza, una delega importante visto che dovrà dare molte risposte ai cittadini. Ieri sera invece l'Assemblea di Coalizione Civica ha votato i nomi dei due assessori donna all'ambiente e al sociale, rispettivamente Chiara Gallani e Marta Nalin, che si aggiungono a Francesca Benciolini della lista Lorenzoni Sindaco, scelta per le deleghe alla pace e all'integrazione. Il professore Arturo Lorenzoni, vice sindaco con i referati alla mobilità, urbanistica, Agenda 21 e università. Non ci dovrebbero essere sorprese alla cultura e allo sport. I nomi più papabili sono quelli di Andrea Colasio di Area Civica e Diego Bonavina della lista Giordani Sindaco. Per quanto riguarda il PD, cui spettano 3 assessorati, i nomi che si attendono sono quelli di Andrea Michalizzi, Antonio Bressa e Cristina Piva, e questa sera il sindaco e il suo vice, insieme alla squadra, festeggeranno insieme ai cittadini con una grande festa al Parco Fistomba. Un anno di tempo è quanto il Comitato UNESCO ha garantito a Venezia per mettere a punto i progetti volti alla salvaguardia della laguna. Venezia non esce dall'elenco dei siti patrimonio dell'umanità, almeno fino al prossimo anno. La decisione è arrivata durante la riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Cracovia per la sua 41esima sessione. L'UNESCO ha preso atto dei progressi già realizzati e, riconoscendo la complessità delle tematiche inerenti allo stato di conservazione della laguna, ha confermato la necessità di disporre di tempi adeguati per verificare tecnicamente le soluzioni già individuate e in corso di definizione relativamente alle principali questioni: progetto di governance del turismo, alternativa al passaggio delle grandi navi in bacino San Marco, tutela dell'identità locale e delle tradizioni. L'auspicio dell'UNESCO è che venga raggiunto un ampio consenso tra le istituzioni e i molteplici portatori di interesse. Tra le raccomandazioni incluse nella decisione, la richiesta di un aggiornamento del rapporto sullo stato di conservazione del sito che illustri i progressi ulteriormente raggiunti entro il 1° dicembre 2018, affinché sia valutato nella 43esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale del 2019. Dichiarazioni di soddisfazione sono arrivate dalla Presidente della Commissione Consiliare Cultura, Giorgia Pea, e dall'assessore al turismo Paola Mar. È un punto di partenza di un percorso che Venezia sta dimostrando di compiere nonostante le tante difficoltà, ha detto Paola Mar, che parla di un percorso partecipato al quale tutti i cittadini, le associazioni, le categorie, gli enti e tutti coloro che hanno a cuore Venezia potranno dare il loro contributo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi.